A Vighizzolo d'Este, in provincia di Padova, esiste una realtà che da generazioni produce farina in un modo unico. È il Mulino Quaglia. Viene da lì una farina pregiata, la farina Petra, nata dalle mani di 4 generazioni di mugnai che sin dall'800 amano il grano e ne conoscono ogni segreto. Mani che da sempre hanno preferito la qualità del prodotto alla quantità. Il futuro dell'azienda, nel 2011, è il ritorno alle tradizioni del passato. Ce lo spiega Piero Gabrieli, direttore marketing del Mulino Quaglia. Nel Mulino ci siamo accorti di un fatto qualche anno fa, e cioè che per assurdo, paradossalmente, il futuro di questa azienda è proprio quello che faceva Angelo Quaglia, che poi il figlio Annito nel tempo ha continuato a fare in parte, ma che dal punto di vista industriale ha abbandonato perché il mercato chiedeva sempre più farina. Ci siamo invece resi conto che era necessario avere Petra, quindi una farina che recupera sia la conoscenza secolare della famiglia che sa scegliere i grani giusti, sia la capacità di saperli macinare perché la farina poi sia utilizzabile comodamente dagli operatori, perché oggi il mercato, piuttosto che chiedere sempre di più, si attende delle proposte da parte dei produttori. Per cui la farina Petra è un po' un ritorno al passato con la tecnologia moderna, però è anche un modo per dire al mercato: ora fermiamoci col fatto di chiedere sempre più farina e mangiare sempre più prodotti, che va anche a scapito della salute. Cerchiamo invece dei prodotti che siano più sani, più gustosi. Noi che siamo il Mulino facciamo la nostra parte, per cui scegliamo il grano adatto, lo maciniamo perché tutte queste componenti che sono fatte di fibre, di crusche, di vitamine rimangano nel sacco, e ti indichiamo come indirizzarti a un'alimentazione più sana, noi mettendo la farina, ma dandoti anche una serie di messaggi che ti permettano di scegliere anche gli altri ingredienti. Petra è nata per 2 motivi sostanzialmente. Il primo perché nel 2006 ci siamo resi conto che il binomio alimentazione e benessere della persona cominciava a diventare un termine unico, per cui il benessere passa attraverso l'alimentazione. Abbiamo quindi seguito la strada che anche altre aziende stanno seguendo, mettendo noi la farina, ma soprattutto per andare nei confronti di un consumatore che aveva esigenze crescenti di informazioni, abbiamo organizzato e continuiamo a organizzare tantissimi eventi, tantissimi momenti di comunicazione dove parliamo dell'alimentazione sana. Quindi non parliamo soltanto della farina, parliamo più in generale di come bisogna mangiare, e essendo Mulino mettiamo la farina, quindi la nostra Petra. Se noi facciamo il parallelo tra il Mulino di Angelo Quaglia, quello sul fiume, ma anche con il Mulino di Annito quando era qui dove ci troviamo adesso, e il Mulino attuale, la differenza è sostanzialmente una: il piccolo mulino deve macinare ciò che trova, quindi non è in grado di fare una selezione sui grani che garantisca in tutto l'anno un prodotto dello stesso livello qualitativo. Noi abbiamo, per effetto dell'evoluzione dell'azienda, una dimensione industriale per cui riusciamo a selezionare i grani a seconda delle annate e andiamo a prenderli laddove le annate sono state migliori. Quindi il nostro punto di vista è un punto di vista ribaltato, cioè ci siamo fissati un livello di qualità che deve avere Petra e scegliamo di volta in volta il grano più adatto per dare quella qualità. Dalle mani alla tecnologia, tenendo però un occhio sempre puntato sulla qualità che si è raggiunta negli anni grazie alla famiglia Quaglia. La farina Petra, infatti, è l'unica farina italiana prodotta a livello industriale macinata a pietra. Abbiamo messo insieme una serie di attrezzature di laboratorio e, per farvi un esempio, siamo gli unici in Italia ad avere una selezionatrice ottica che elimina totalmente tutti gli infestanti e quindi dà una pulizia del chicco che non passa attraverso processi di bagnatura o di sgrattatura, eccetera. Quindi i chicchi buoni passano per diventare Petra. Questo fa sì che la farina sia sana, sia pulita, però la cosa interessante è che il processo di macinazione avviene con delle pietre che non sono più così. Le pietre moderne sono composte dalle miscele di pietre molto dure, che quindi hanno il duplice effetto di non perdere residui e soprattutto quello di non riscaldare eccessivamente il grano durante la macinazione, che era invece il difetto tipico di questo tipo di pietra. Per cui noi oggi stiamo utilizzando la tecnologia, trasferendo all'interno del software che gestisce questa tecnologia le conoscenze della famiglia. Ci auguriamo che questo costituisca nel tempo la conservazione di un patrimonio che poi si vede attraverso il prodotto. La storia della famiglia Quaglia è però l'ingrediente fondamentale del successo di questo mulino. Ce la racconta Annito Quaglia,
terza generazione della famiglia Quaglia e fondatore di Molino Quaglia SpA. Il molino non era qua sulla terraferma, ma bensì sull'Adige, perché non c'era la corrente e l'unico modo per far girare la pietra era l'acqua. Lì sull'Adige è lavorato il nonno e i miei zii e anche mio padre. Mio padre ha lavorato fino al 1927-28 perché in quel periodo è arrivata la corrente qui in paese, a Viglizzolo d'Este, e allora si è trasferito dal molino qui in paese, ha preso un capannone, una balera, ecco, e su questo si è formato l'abitazione e poi lo spazio per inserire, per mettere 3 macine a pietra. Questa che ho in fianco è una delle pietre che serviva per macinare il grano. Ecco. Siamo partiti e abbiamo fatto tutta una corsa sulla valorizzazione del grano, siamo passati dalla pietra poi all'industria e così questa è stata la partenza. Noi siamo passati dalla pietra ai laminatoi nel 1946. Terminata la guerra abbiamo fatto una ristrutturazione su questo capannone che si aveva e abbiamo fatto il primo impiantino. A quei tempi con 4 laminatoi si macinava 80 quintali di grano nelle 24 ore. La produzione, cioè l'impianto che si aveva, non poteva soddisfare le esigenze, ecco, dei clienti. Abbiamo sempre fatto degli aggiornamenti con l'aggiunta di macchine. Nel 72 abbiamo fatto un impianto completamente nuovo, si produceva, si macinava 800 quintali a quei tempi, per arrivare nel 1990 sui 2000 quintali nelle 24 ore. Qui dentro, sulla struttura vecchia, abbiamo ancora qualcosa del passato. Per esempio, abbiamo una macina completa proprio del 1932-33, ecco, di quegli anni. Poi abbiamo ancora qua delle strutture, delle fariniere. Qui di fronte ho anche una scivola che si usava per scaricare i sacchi da un piano all'altro. Mio padre mi ha insegnato a distinguere i vari tipi di grano e mi faceva notare, appunto, guardando questi grani, e mi sembra di averlo qua di fronte adesso, che mi diceva: guarda, prendi questo grano, lo vedi? Vedi il colore del grano? Perché anche dal colore del grano tu devi distinguere la differenza che viene fuori come dalla farina. Prendeva anche dei chicchi di grano e li metteva in bocca e li masticava, perché masticandoli si formava la farina e secondo la qualità di questo grano, di questa farina, non faceva altro che dire: ecco, questo, una farina molto alta di glutine o bassa, cioè bassa di glutine e alta di amido. Ecco che allora quel tipo di farina era più adatta per un prodotto anziché l'altro. Ecco. Quando dalla pietra siamo passati all'industria, cioè ai laminatoi, mio padre ha chiuso il suo lavoro e io ho cercato di capire e di continuare su questo. Ecco, adesso questo aiuto lo fanno le macchine, il laboratorio, tutti gli strumenti del laboratorio, quello che una volta non si aveva. Voi vedete che nella nostra comunicazione molto spesso compare la frase "dove la farina diventa arte". È uno slogan che il Molino utilizza dalla fine degli anni 90, perché con l'inaugurazione del nuovo stabilimento si è scelta la strada, anche qui per una passione di famiglia, di abbinare l'arte con la macinazione del grano. Il significato di questo messaggio era: stiamo diventando più grandi, ma vogliamo conservare la nostra identità artistica.
Per far questo si scelse nel 99 di ospitare per un anno una mostra di artisti emergenti. Questa mostra, che è rimasta qui per un anno, poi è stata ripresa in successivi appuntamenti con l'arte, l'ultimo dei quali nel 2008 ha riguardato un simpatico parallelo tra il mondo della ceramica e il mondo della farina, dei prodotti da forno. Questo evento lo abbiamo intitolato La farina e il fuoco perché era proprio un modo di dire che una materia prima che è polvere, come la farina o come l'argilla che viene usata per la ceramica, lavorata dalle mani dell'uomo, per diventare strumenti utili, uno di alimentazione e l'altro che è un contenitore dell'alimentazione, la ceramica, devono passare attraverso il fuoco. Per cui il fuoco è quell'elemento naturale che insieme agli altri elementi naturali, nel nostro caso la farina, il lievito, l'acqua e il sale, contribuiscono a fare un prodotto che diventa uno stile di vita perché è basato su elementi naturali, sulla capacità di saperli scegliere e manipolare e soprattutto perché quando io uso un manufatto in ceramica artigianale o mangio un pezzo di pane prodotto naturalmente, è come se io stessi acquistando nuova vita perché io sto mangiando qualcosa che è vivo. Pensiamo anche alla vita che trasmette un bel pezzo di pane o una bella ciotola in ceramica. È quella vita che ha infuso l'artista, per cui il messaggio per noi è importante. Per noi Petra non è una farina come le altre. Intanto perché siamo convinti che è un prodotto di altissima qualità. E abbiamo visto, noi per primi, che quando si mangia un prodotto con Petra rimane impresso, perché il gusto del grano lo sente in maniera fortissima, da brivido. Ma la cosa che per noi è più importante è quel prodotto esprime i valori di chi lo produce, come il prodotto ceramico o il mobile o comunque un qualsiasi manufatto esprime il modo di concepire la vita di chi ha progettato quel prodotto e lo ha creato. Per cui per noi Petra è un'espressione di valori. Tant'è vero che abbiamo scelto di comunicarla e di venderla fuori dai circuiti dove si vendono grandissime quantità, ma cerchiamo con tutte le nostre attività di attrarre quelle persone che condividono con noi uno stesso stile di vita. E a queste persone il prodotto non va neanche spiegato, perché lo capiscono proprio perché rientra nel loro modo di vedere la vita.